Vediamo se sta fermo il telefono un secondo. Allora, è sabato pomeriggio. Si suona. Ma non è perché non ho la cintura, perché inizia a suonare dai 20 km/h in su, senza cintura. Niente, l'allarme dell'airbag suona sempre quando si accende la macchina. Non chiedetemi perché, perché non ne ho idea. Io al 29 di ottobre sto ancora usando l'aria condizionata. Adesso vado... Stavo notando il rumore della macchina. Vabbè, vado a fare spesa, anche se sono le 14:32, un pochino tardi perché io non amo andare così tardi. Mi piace andare subito dopo lavoro. Però volevo venire a casa, sistemare la casa, sistemare tutta la biancheria che avevo in giro sparsa, fare un po' di lavoretti, mangiare, perché andare a fare spesa senza avere pranzato non è l'ideale. Adesso collego il telefono alla macchina e parto, se no faccio tardi. Sono uscita vincitrice dal negozio, spesa fatta, ma è iniziato ad arrivare un po' di gente adesso. Cioè, è pieno così sulla strada perché tanta gente sta venendo su per fare il Ponte dei Morti. Cioè, farà oggi, domani, lunedì e martedì. Aiuto, c'è un casino di gente in giro. Comunque sono riuscita a fare spesa, sono le 15:45. Devo dire, sono stata anche poco. Pensavo di starci molto di più. Io ho fatto un po' di spesa per un totale di... Vediamo se qua ci sta, come con la Peugeot. Mamma mia! Per un totale di 108,38 €. Non è che io abbia preso tanta roba, eh. Pippo è qua con me, è sul letto. No, Pippi! Pippo. Pippo. È tornato. Pippo. Beh, non può avere puzza la coperta perché è pulita. Pippo. Ciao. Ciao bel gattino. Pippo. Yummy. No. Prego. Eccomi, da un po' che non registro. Vabbè, sono 20 segna... Vabbè, ma c'è un po' di sole, quindi è ovvio che segni così tanto. 23 gradi segna, no, oggi è più fresco. Quando sono venuta a casa prima segnava 15 la macchina. Oggi è più fresco. Se mi vedete solo con una maglia, ma in realtà non c'è tutto sto caldo da tenere tutto aperto. No. Domani forse nevicherà in alto, anzi sicuramente nevicherà in alto. Allora, devo ancora mangiare. Mamma, appunto, devo ancora mangiare. Questa lavastoviglie piccolina ho notato che le posate non le lava bene. Qualsiasi programma... non ho provato l'intensivo come programma, forse quello le lava meglio. Perché secondo me è la posizione delle posate che non va bene. Sarebbero da mettere in verticale, non in orizzontale. Però qua c'è questo qua apposta. Ma secondo me è proprio per quello che non vengono ben pulite. Dovrei comprare un qualcosa... Non so neanche io, perché il getto c'è sia dal basso che dall'alto, sì, però quello col detersivo è dal basso, quindi deve essere qualcosa di bucato che permetta l'accesso all'acqua e sapone,
Non lo so, non lo so. Ma no, non sta, cade. No, non ci può stare qui. No, scivola. Mi è arrivato l'ordine, la roba che ho preso da Farmae. Adesso guardiamo insieme. Ah, c'è ancora un'altra roba, ma quante cose ho comprato. Allora, sei capace a stare dritto, fermo lì, immobile? O devi scivolare per forza? Oh. Allora, questo è il contorno occhi della Ven, solito che compro sempre. Sempre della Ven ho preso la mousse detergente opacizzante, poi ho preso lo struccante occhi delicato, sempre Aven. Ah, questa qui, vediamo se c'è trattamento opacizzante, visto che io ho la pelle tendente a essere molto grassa sulla fronte, poi una cosa indescrivibile. E poi ho preso la tachipirina 500, questa è la confezione teoricamente da 30 compresse. Ok, 1, 2, 3, sì, è quella da 30. Silvano, Silvano, vieni qua. Silvano, Arthur! Mamma mia, Arthur. Silvano, fai la lap dance. Ciao Silvano. Fai la lap dance. Billy. Ciao, virgola. Sei comoda qui sul cuscino? Virgola. Ah, che bella. Virgola. Sta bene là? Gnau, gna, gna, gna. Virgola. Brr. Alfa, cosa fai Alfietto qui? Alfa, andiamo, dai, andiamo, Alfa, andiamo, dai, andiamo Alfa, no, andiamo di qua, Alfa, Alfa, dai, andiamo. Eccoci qua, allora sono le 3, che brutto, che male che si vede, a parte le linee sul soffitto, ma lasciamo perdere, prima o poi imbiancheremo, prima o poi, quando potremo, riusciremo. Mi danno fastidio, molto, molto fastidio, però non possiamo fare altrimenti. Allora, ma come cavolo ho messo via sto computer? Ma è un miracolo che si sia chiusa la custodia. Avevo appena ritirato i pacchi, apro la finestrella del portone per controllare. Ce n'era un altro. Va bene. Riumare, sardine, poi 2 filetti di sgombro, poi ho preso questo tonno qui, io compro sempre questo, Auriga, su Amazon. Questo è quello con meno olio, ne ho prese 2 confezioni e poi ne ho prese 2 di questo qua, invece classico, normale. Ho preso 2 e 2. Questo mi ero fatta una bella scorta e non è ancora finita del tutto, ma quasi. Poi ho preso le spezie, quelle che vi faccio sempre vedere, pepe rosa e limone. Beh, mi è arrivata la roba dei gatti, poi mi è arrivato quest'altro pacchettino, sono andata a recuperarlo che non era arrivato qua. E quest'altro pacchettino ho i cristalli di CBD al 99%. Questo qua per la notte, Night Oil. Questo non ha solo CBD ma anche CBG e CBN. Sono sempre niente di psicoattivo, niente che fa sballare, ecco. E poi ho preso il mio burro cacao solito, anche questo col CBD, che lo adoro. Basta, i campioncini li ho lasciati a mia mamma perché li mettono con ogni ordine all'interno del pacco. E poi non so cosa mi è arrivato, ma adesso devo controllare le email di lavoro perché devo mandare una cosa, un dato che ho visto che è sbagliato e quindi devo controllare e vedere dov'è l'errore. Sì, probabilmente è stato un mio errore
Comunque, devo fare sto lavoro qua. Oggi il meteo è questo. Stamattina c'era anche il sole. E adesso è così. Però non è male, dai. Qua fuori poi ho il paccone dei gatti. Devo aprirlo. Vediamo se c'è piccola Simon, ma non credo. No, non c'è Simon. No. Qui c'è il riso basmati che è praticamente cotto e qui ci sono le zucchine. Buone. Con lo scalogno, eccetera. Quindi qua ho zucchine, qua il riso, facciamo il riso con le zucchine. Lì c'è il caos. Batti 5. No, non funziona più. Batti 5. Bravo. Batti 5. Bravo. Batti 5. Bravo. Ancora? Batti. Pipo, Pipo, Pipo. Adesso non mi dà retta. Pipo. Batti 5. Bravo. 5. Sì, mammina. È un pazzo. Pipo. E tu? Cosa fai lì? Ma che bel gattino. C'è ancora Simon di là, eh? Sente il brutto tempo in arrivo. Piccola Simon. Quella non esce più stasera. Bene. Vado a lavarmi.